15 lavoratori licenziati, parliamo dei dipendenti della TUA, ovvero l'azienda che si occupa dei trasporti ad Agrigento. Il sindacato adesso lamenta, si sono rivolti troppo tardi, c'erano già dei problemi, l'azienda aveva avviato un vero e proprio percorso. Ma è una vicenda controversa questa della tua Trasporti di Agrigento, tanto che abbiamo avvertito la necessità, come sindacato Confael, di informare tempestivamente il comune di Agrigento, che è l'affidatario della concessione. Ricordiamoci che si tratta di un contratto di affidamento provvisorio i cui costi sono a carico della regione. Quindi abbiamo informato del comune anche del fatto che ci risultava che tacitamente questo contratto fosse stato rinnovato. Il dirigente del servizio ci ha riscontrato tempestivamente dicendoci che non trattavasi di un rinnovo da parte del comune, ma bensì della regione, che con un provvedimento del 29 novembre si è vista prorogare la TUA del contratto di 2 anni al 2 dicembre 2019. Ora, l'incontro che stamani si è svolto all'ispettorato del lavoro, alla presenza anche del direttore dell'ufficio del lavoro, ha registrato l'assenza della società, una società che gestisce un servizio pubblico che non dispone, da quello che si è visto, nemmeno di un direttore del personale capace di supplire all'assenza dell'azienda. In questa occasione l'ispettorato del lavoro e l'ufficio provinciale del lavoro hanno preso atto delle evidenti inadempienze della società TUA, delle cui inadempienze provvederanno sin da subito ad operare le reali verifiche su ciascuna inadempienza. I lavoratori sono stati licenziati, come si diceva all'inizio, anche a seguito di numerose contestazioni. Ecco, di queste contestazioni nel merito non c'è traccia di accordi, di intese, di verifiche, di confronti con il sindacato aziendale. Nella sostanza non esiste un confronto sindacale aziendale. Quindi siamo rimasti che qui a breve, rispetto alle risultanze che le verifiche dell'ispettorato del lavoro perverranno, vi saranno delle informative nei confronti del sindacato sullo stato dell'arte. Una cosa è certa: questa azienda non andava premiata con una proroga, ma bensì andava operata una sospensiva degli effetti del contratto di servizio, nelle more della verifica delle ragioni dei provvedimenti di licenziamento in atto. Quale sarà adesso il passo successivo? Ma in questo momento noi intanto faremo pervenire all'assessore regionale ai trasporti una nota con la quale chiederemo di procedere con urgenza ad una sospensiva di questo rinnovo, perché non esiste da nessuna parte che un concessionario pubblico possa palesemente dimostrare che non gli interessa nulla né della politica, né del sindacato, né tantomeno dei lavoratori, e in ultimo nemmeno dei controlli di merito che gli organi ispettivi tendenzialmente ora dovranno fare. Con quali motivi sono stati licenziati i lavoratori? Ma vi sono motivi, intanto diciamo, vi sono le contestazioni a monte. Sono contestazioni che a nostro avviso nel merito, seppure verificabili come tali, andavano sanzionate con una gradualità, perché poi un licenziamento è un provvedimento ultimativo molto grave che priva il lavoratore del reddito e del lavoro. Quindi alcune di queste contestazioni solo perché ci si è fermati un pochino più avanti o un pochino più indietro della sosta prevista dal contratto, oppure perché addirittura il mezzo procedeva più lentamente del previsto, oppure perché non si è dato il resto, sembrerebbe non si sia dato in resto una somma di 30 centesimi, cioè tutta una serie di rilievi che a nostro avviso, e non entriamo nel merito di questo, però andavano verificati meglio, ma andava avviato un confronto con il sindacato,